Veloce e ironico come un flash mob, lento e doloroso come un addio, l'ultimo atto dei tifosi del basket, un centinaio di quelli con l'indole ribelle della curva sud e una protesta silenziosa in piazza Indipendenza, proprio qui davanti al megastore Benetton, al cui indirizzo viene esposto uno striscione che dice già tutto una settimana dopo il congedo dal professionismo. La pallacanestro Treviso non è cosa vostra. Perché qui, per l'amore della squadra, punto. Da 30 anni, marito e moglie, Sì. e ci dispiace tantissimo. Cimeli Benetton? No grazie. Così i sostenitori si erano dati appuntamento sul web e così, sotto l'occhio di carabinieri e polizia, gli appassionati celebrano il funerale del basket. Sul porfido un cimitero bianco-verde di maglie, cappellini, gagliardetti, i ricordi di una vita sportiva offerti come estremo sacrificio. Gli abbonamenti, un paio di calzini che avevo. Mia sciarpa della Gioventù Biancoverde che aveva 20 anni. Amarezza ma anche rabbia, e la colpa, secondo il popolo della pallacanestro, è di Benetton. Segno di protesta verso chi ha diretto prima l'azienda, tipo Buzzavo o Benetton, che si sono secondo noi comportati non molto bene, verso noi tifosi soprattutto. 25 anni di abbonamento, belle nozze d'argento. Nozze che finiscono per tradimento? Assolutamente sì. Ormai è finita, basta Benetton. Hanno fatto di tutto per distruggere il basket qua a Treviso adesso, invece di salvarlo. Dovevano salvarlo, non distruggerlo.